e le castagne. La domenica dopo la festa dei Santi del 1849 si era fatto nell'oratorio l'esercizio della buona morte, ossia la confessione e la comunione da tutti i giovani interni ed esterni. E alla sera Don Bosco li condusse a visitare il Camposanto, con la promessa di regalare loro le castagne quando fossero ritornati. Mamma Margherita ne aveva comprati 3 sacchi, ma poi, pensando che mezzo sacco sarebbe bastato per far divertire quei giovani, si limitò a far cuocere quelle. Ritornati i giovani e schieratisi come soldati in attesa, Don Bosco si accinse alla distribuzione, riempiendo ad ognuno il berretto. «Che fai?» gli gridò allora la madre. «Non ne abbiamo abbastanza!» «Ma sì», soggiunse Don Bosco, «ne abbiamo 3 sacchi». «Sì, ma le altre non son cotte». «O cotte o non cotte, continuiamo come abbiamo cominciato». E continuò realmente a dare ad ognuno pieno il berretto. Intanto il cesto si svuotava. Non ve ne erano più che poche manate e i giovani erano ancora molti. Alle grida di gioia successe a poco un silenzio d'ansietà. Tutti temevano di restar senza. Ma Don Bosco, che non si sgomentava mai, li incoraggiava dicendo: «Le migliori stanno in fondo, niente paura!» E rimboccatesi le maniche, continuò a cacciare le mani nella cesta e riempire i berretti. Per quante ne cavasse, non diminuivano mai. Di modo che tutti furono serviti e quando si portò il cesto in cucina ne rimaneva ancora la porzione di Don Bosco e quella della mamma. In quella sera, nel cortile e sulle vie, fu un grido solo: «Don Bosco ha moltiplicato le castagne!» In memoria di questo fatto, in tutte le case di Don Bosco si distribuiscono, la sera dei Santi, le castagne lessate.